Emozionatissima, è soprattutto un grandissimo onore per me. Da Maria a protagonista del Volo dell'Angelo. Sarà la 19enne Elisa Costantini quest'anno a scendere dal campanile di San Marco. Un altro momento emozionante della sua vita dopo l'incoronazione nel 2017 a Maria dell'Anno. Alla fine non ho neanche problemi di vertigini, altezza per me, anzi mi piace. Nessuna indiscrezione su ciò che indosserà. È una sorpresa anche per me, non so nulla. Non voglio aspettarmi niente per non rimanere delusa o comunque sono sicura che sarà fantastico come tutti gli altri anni. La bellezza non è tutto, dice Elisa, che da 10 anni pratica voga alla Veneta e ha un piccolo sogno nel cassetto. A livello agonistico, diciamo, dai, speriamo di vincere la regata storica. E poi un consiglio a tutte le ragazze che volessero vivere l'esperienza della Maria. Di essere naturali, di essere soprattutto semplici. E nel momento in cui si diventa una delle 12 Marie di godersi tutto dall'inizio alla fine senza cercare di non perdersi niente, ogni attimo è prezioso.